Il distretto culturale del Nuorese, Atene della Sardegna e la Camera di Commercio di Nuoro hanno lanciato il Nennere 2020 Startup Contest. Si tratta di un concorso per sostenere la creazione di nuove imprese culturali nel Nuorese, un'iniziativa inserita negli interventi previsti dal piano straordinario di rilancio del Nuorese implementato dalla Regione, che si avvarrà dalla collaborazione del Consorzio Universitario Nuorese per quanto riguarda le azioni di didattica e formazione. Nella prima fase della competizione, sottolinea una nota, saranno selezionate e accederanno alla finale 10 nuove o future imprese che proporranno idee innovative per lo sviluppo culturale del Nuorese. Potranno beneficiare di un percorso formativo finalizzato alla creazione di un business plan. Sono in palio 3 premi da 8.000, 5.000 e 2.000 euro per chi si costituirà entro 10 mesi dalla proclamazione del vincitore in impresa individuale o società di capitali pluripersonale con sede legale o operativa presso la circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Nuoro. Per le società verrà concesso un ulteriore bonus di 1.000 euro. Si parte il 30 ottobre e c'è tempo per partecipare fino al 10 gennaio 2021. Il nome Nennere, germoglio in sardo lugudorese, spiega una nota, richiama l'idea di un seme che grazie alla cura e al nutrimento cresce e arriva a maturazione, da qui lo slogan della competizione, Nennere oggi spiga cras, germoglio oggi spiga domani. In questo periodo così complesso, sottolinea Agostino Cicalò, presidente del distretto culturale del Nuorese e della Camera di Commercio di Nuoro, è necessario fare da sostegno e da stimolo per la crescita di nuove idee, contribuendo a dare un futuro ai giovani e a tutti i cittadini del nostro territorio.